Una breve cerimonia in campo del ghetto di fronte all'ultimo treno, monumento per rendere memoria delle vittime della Shoah, un genocidio che non deve ripetersi. Il problema fondamentale è quello di evitare di fare delle cerimonie che siano cerimonie di maniera, così, diciamo così, quasi per uscire d'obbligo, e invece cercare di trasmettere, specialmente ai giovani nelle scuole, trasmettere qual è il significato, qual è stata la portata di questo evento che è unico per il suo genere, che ha segnato la storia non soltanto ebraica, ma anche la storia italiana. A fianco del rabbino capo c'erano i due presidenti, quello del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e il governatore Luca Zaia. Peccato però per la partecipazione alle commemorazioni che non è stata ampia come in passato. Non è un richiamo ai cittadini, molto probabilmente c'è un po', brutta parola da dire, una assuefazione alle celebrazioni in generale. Penso che il prossimo anno lo vogliamo dare una mano alla comunità ebraica affinché si possa avere la piazza piena e soprattutto io spero di scolaresche. E ricordo che noi da ragazzi leggevamo Anna Frank, immagino che ancora oggi lo si faccia leggere il diario di Anna Frank. Ricordiamo che Anna Frank è morta in campo di sterminio, l'ultima pagina che ha scritto è del 1 agosto 1944 e il 27 gennaio del 1945 finisce la guerra e c'è appunto la liberazione di Auschwitz.